Buongiorno a tutti, sta per iniziare la bella stagione e io quest'inverno ho lavorato parecchio per ottimizzare ulteriormente l'assetto del furgoncino, ma non perdiamoci in chiacchiere e iniziamo subito e vi spiego cosa ho fatto esattamente. La mia idea era di poter utilizzare le superfici verticali del mobilio, quindi ho pensato di rivestire ambo i lati del cassettone destro con dei pannelli in metallo. Questo mi permette di sfruttare tutta una serie di accessori a calamita e ampliare notevolmente gli spazi utilizzabili del mezzo. Questa è ovviamente l'idea, lascio poi a voi e alla vostra creatività trovare l'utilizzo più adatto alle vostre esigenze. I pannelli sono stati precedentemente sagomati e verniciati a polvere. Per fissarli abbiamo utilizzato il silicone e devo dire che il risultato è stato ottimo. Dopo mesi di utilizzo non ho notato cedimenti di alcun tipo. Abbiamo poi aggiunto al cassettone sinistro un comodo tavolino a scomparsa. Ci serviva un punto di appoggio e la scelta si è rivelata utilissima e aggiungerei obbligatoria. Perfetto come supporto e utilissimo nel momento in cui ci si mette a cucinare. Questo è il lunotto anteriore del furgoncino, guardate quanto spazio c'è qua. Io non mi davo pace e quindi cosa ho fatto? Ho fatto delle tasche in tela che vengono messe qua, nelle quali inserisco un sacco di oggetti e sono estremamente comode. Guardate. E ci sta un sacco di altra roba. Adesso io lo sto facendo con una mano sola, però sono veramente comode, si va a sfruttare dello spazio che se no altrimenti viene perso, e all'interno di un furgoncino piccolo lo spazio è estremamente prezioso. Sicuramente su Instagram avete visto pubblicizzare questi pannelli e sicuramente sarete andati a vedere quanto costano, un botto. E io volevo installarne uno sul portellone del furgone e dato che ho la fortuna di avere un cognato super bravo abbiamo deciso di farceli da soli, dimezzando notevolmente i costi. Sono stati creati degli appositi spessori in gomma per distanziare il pannello. In seguito vi è stato fatto un foro per inserire la testa della vite. Fatti poi i relativi buchi sulla plastica, abbiamo proceduto al montaggio. Sono super contento del risultato e il pannello si è rivelato utilissimo. Quando ho montato il pannello in metallo, ovviamente cosa è successo? È aumentato il peso e quindi il portellone tendeva a scendere. È vero che il mio furgone ha circa 10 anni e quindi i pistoncini erano abbastanza spompi. La prima cosa che ho fatto è stata quella di sostituirli e il portellone rimaneva tranquillamente alzato senza alcun problema. Ma per evitare comunque che il peso del portellone vada a gravare sui pistoncini, ho preso su Amazon un bastone telescopico che mi servirà per sostenere appunto il portellone ed eventualmente poter aggiungere del peso senza andare ovviamente a sforzare o avere il rischio che il portellone scenda. Una cosa di cui vado particolarmente orgoglioso è appunto questo saccone enorme che ho creato per poter mettere all'interno l'attrezzatura da trekking o comunque borse, borsoni eccetera eccetera, sacchi a pelo. E però su questo, su come l'ho fatto, vi rimando al video dedicato. Mi rimaneva del materiale e ho detto perché buttarlo via, e quindi cosa ho fatto? Ho creato una borsa porta oggetti, adesso la apro così, vedete, una borsa porta oggetti molto spaziosa e solidissima, perché il materiale, come vi avevo detto, è quello che viene utilizzato per fare i teloni dei camion. Ma soprattutto la figata di tutto è che questa borsa, ve la mostro qua, è a calamita, quindi io posso metterla qua e metterci gli oggetti dentro, ma posso tranquillamente staccarla e attaccarla al furgoncino. Giusto per farvi capire quanto tengono le calamite: 1, 2, 3,
e 4. Sono praticamente 5 kg. Allora, come potete ben vedere, l'NV200 nella parte posteriore ha a sinistra e a destra due buchi enormi, e questi qua è un peccato non andare a utilizzarli, perché si possono creare delle tasche per poter mettere degli oggetti. Allora, io cosa ho fatto? Ho preso del tessuto molto resistente, ho creato appunto questi sacchetti che adesso applicherò qui, poi vi mostro ben come, e secondo me saranno molto comodi, perché potrò mettere all'interno tante cose. Il tessuto utilizzato è quello che viene usato per produrre i borsoni militari, quindi molto resistente. Ci tengo a precisare che prima di posizionare i due tasconi con la flex ho dovuto eliminare i due supporti saldati dove vedete quei due buchetti. Bene, per spiegarvi come fisserò le tasche al furgoncino userò del velcro, quindi maschio e femmina, in modo tale da poterle togliere in caso che il meccanico, per esempio, debba andare a lavorare sui cavi che passano internamente. Bene, allora adesso andremo a fissarle, quindi maschio e femmina qua ho tappezzato in modo tale che sia uguale all'interno del furgoncino. Fissiamoli. Allora, come ben vedete, questo è il risultato finale. Una bella tasca profonda, no? E molto utile per mettere degli oggetti. Bene, queste sono le ultime modifiche che ho fatto. Io spero di esservi tornato utile, anche perché sono tutte idee che possono essere tranquillamente applicate a qualsiasi altro furgoncino, e ho in mente un sacco di altre idee, quindi magari seguiteci sul canale, se vi fa piacere iscrivetevi. Io alla fine vi metto i link degli ultimi video che ho fatto della camperizzazione, cioè dal momento in cui sventro completamente il furgone e lo camperizzo. Grazie mille per la pazienza e ci vediamo alla prossima. Ciao ciao.